tocco di magia. Chissà se la cantassimo un po' tutti, grandi, piccini, vecchi, belli e brutti. La vita in fin dei conti è una canzone, le strofe, il ritornello e il tormentone. Baci d'amore, stelle nel cielo, senti il calore, mille voci nel cuore. Baci d'amore, boccuccia socchiusa, arcobaleni e mille cuori sereni. Luna di maggio, dai forza e coraggio, l'estate che arriva si balla in villaggio. Baci d'amore che sanno di sale, sole che scotta e ti prendi una cotta. Oh, oh, baci, baci, mille voci. Oh, oh, baci, baci. Che bella questa nota d'allegria, ci fa sentire tutti in sintonia. La rondine, il balcone, il vino buono, nessuno deve stare sottotono. Nel mondo c'è chi scende, c'è chi sale, ma l'importante è prendere le scale. Ma adesso ferma il treno alla stazione, cantiamo in coro, questa è la canzone. Oh, 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 baci, baci, mille voci. Alla 14ª puntata di Mille Voci, edizione 2013. E sempre mille sono le voci. Sempre mille e sempre dal satirico dance di Aprilia. Salutiamo tutti i tecnici, salutiamo la regia. Anzi, facciamo noi un applauso ai tecnici. Facciamo che noi un ora. Bravi! Applauso a voi! Ovviamente anche il nostro regista Gianni Turco. Gianni, come stai? Giovannino? Tutto bene, Tutto bene. Vado a prendere la mia scaletta, Gianni. Prego, prego. Vado. La colonna Intanto sonora. iniziamo a chiamare La colonna sonora. la colonna sonora. Poverino Calì. La nostra colonna sonora. Calì, dov'è l'orchestra? Dov'è l'orchestra? Dov'è la bacchetta? Hai messo tutti i musicisti lì dentro? Tutti dentro, Tutti dentro anche il insieme. coro. Ma C'è Ma anche quello è il coro. muto. Sì. È un coro muto. È un coro Sì. muto. La- Parterre. Vogliamo partire con il parterre? Partiamo con il Flavia parterre. Stoica, E vai! Riccardo Antonelli. Nicoletta Perini con Franco Pietropoli, Franco Rizzo. Francesca Fagiani, Umberto Napolitano. Umbertino. Lorenza Pettarelli, Lillo Puccio. Omar Lambertini. E vai. Prendi Omar, prendi il tuo sgabellino, Vai, il Omar. microfono, Che il microfono. chiacchieriamo un po' e ti do il microfono, guarda. Ecco. Senti, ma ti voglio fare una domanda molto, Veloce. molto napoletana. Ma tu, quando vira a rossa, te ne una mossa, L'hai capito? quando vedo la rossa Ti mi viene la mossa. Ti viene la mossa. Soccia che mi viene. Perché, Sozza! Mi viene la mossa. perché quella Alla vecchia canzone che diceva Orus, quando vira a rossa, c'è una mossa. Bellissimo, bellissimo. Però quando fai le tue serate, no? Perché lui guarda, fa un sacco di serate, no? Frank. Ha un gruppo. Ho saputo che fa anche i pomeriggi. Fai No, quelli no. Lui Però seleziona parecchio. Omar ha un'orchestra molto in voga qua in Italia. Lavori un po' tutto, soprattutto al centro-nord. Centro-nord, no? diciamo, non tocco il sud, però centro e nord Italia lavoriamo sì. E non lo toccare Facciamo mai, 200 serate all'anno, 200 Per concerti cui- all'anno, sì, sì, sì. Evviva la musica da ballo e che non smetta mai di esistere, eh? È vero, è vero, è vero. Perché, Evviva. Perché ballare e far l'amore mantiene giovani. ma È lo sai, vero, è vero, non è so vero. se tu lo sai, Omar, ma forse sì, lo saprai perché o te l'ho detto io oppure te l'ha detto Gianni,
che io ho fatto la mia gavetta proprio nelle sale da ballo ed è Lo una sapevo, grandissima lo sapevo. scuola. È una scuola perché una chiaramente grandissima si scuola. fanno tante ore di palco Enorme. e bisogna avere una grande ecletticità perché Bravo. si cantano tanti generi. Bravo, Quindi bisogna veramente essere eclettici, ecco, sì. bravo, bravo. Come dice Limiti, duttili. Ah. Parliamo di questo progetto che vi vede protagonisti come autori È e una come canzone interpreti. importante che abbiamo scritto l'anno scorso, è un progetto con una canzone e un videoclip che vede la nostra collaborazione già da 3 anni a questa parte. Lo potete trovare su iTunes e vedrete sicuramente il video dopo questa chiacchierata. Certo. E poi, che dire, faremo un tour, speriamo a ottobre, un tour teatrale in tutta Italia. Bene. Poi prenderà il nome proprio da questo singolo che Mi manca l'anima. Ma questa idea di Mi manca l'anima è dovuta a perché è una canzone importante. Chiama la canzone, chiamala è una canzone un'opera d'autore. pop. Sì. È drammatica, no Gianni? E Beh, visto in un che certo voi vi senso, abbiamo ha sempre un visto testo importante con una melodia Abbastanza molto importante, epica, molto forte, emotivamente, ecco. ricordiamo che l'arrangiamento è stato curato e realizzato dal grandissimo maestro Loris Ceroni. Certo, io con Loris sono amico da 30 anni, pensa che la prima versione di Fichi Fichi, proprio quella che ha fatto successo, me l'ha arrangiata lui nel lontano 1988. Ma tesoro, Ma è dietro l'angolo. Avevo, È dietro avevo l'angolo. 12 anni. Ma aspetti, E allora che vogliamo dire del 94? Scusami, no, dai, per favore. Allora adesso noi vediamo la versione integrale di questo videoclip realizzato, come vi dicevi Omar, Al teatro Masini di Faenza, provincia di Ravenna. Dalle nostre parti, diciamo. Sì, Emilia Romagna, dai. Siamo rimasti in casa. Siamo rimasti a casa nostra. Lo lanciamo? Lo lanciamo. Lanciamolo. Prego. Grande regista, vai. Mi mancano i capelli neri e morbidi da carezzare. Mi manca la tua bocca socchiusa in un sospiro da baciare. Mi mancano le tue braccia che stringono da togliere fiato al cuore. Mi manca la tua voce quando gridi amore, amore, amore. Mi manca l'anima E penso a quando tu sei stata mia, mi manca l'anima al tuo profumo che non va più via. mi manca l'anima Quando partivi con le nebbie e il freddo, mi manca l'anima quando ancora qui io ti vorrei. Mi manca l'anima. ma adesso dove sei amore mio Mi manca l'anima. quanto ti voglio lo sa solo il Dio Mi manca l'anima. adesso che vorrei averti qui Mi manchi tu. mi manchi tu Ma l'anima ritorna quando sei lontano, amore. ricorda che per vivere devo dimenticare E nonostante tutto, come faccio poi lasciare? fuori dalla porta chi urla per entrare ma il dolore dell'assenza tu lo sai che mi fa urlare a bocca chiusa ancora e nessuno può sentire dividilo con me amore grande amore mio e dimmi che ci sono ancora io Mi manca l'anima. e penso quando tu sei stata mia Mi manca l'anima. al tuo profumo che non va più via Mi manca l'anima. quando partivi con le nebbie e il freddo Mi manca l'anima. quando ancora qui io ti vorrei mi manca l'anima Adesso dove sei, amore mio? mi manca l'anima Quanto ti voglio lo sa solo Dio. mi manca l'anima Adesso che vorrei averti qui, mi manchi tu.
manchi tu. Mar Lambertini, siete riusciti a commuovermi? Grazie. Grazie. Oh, che devo fare? Sei la solita, Veramente. sei la solita sensibilona. È una romanticona, La una solita romanticona. sensibilona. Perché io l'ho vista nascere questa canzone. Ah, ecco perché. Sono contenta, veramente Gianni è di casa qua, che tu sia venuto È stato a un Mille grande Voci. piacere, sono venuto 2 anni fa e quest'anno sono stato felicissimo di ritornare. Avevamo un brano importante e Mille Voci è importante, quindi bisognava E venire. merita il successo più grande, guarda, ancora quello, più di quello che voi vi aspettate. Tanto cara, noi ce l'auguriamo, dai. Grazie, Omar. mille, grazie a tutti, ciao. Ciao, Ciao ragazzi, ragazzi, ciao. adesso andiamo io e Gianni Nazzaro alla presentazione di una giovane cantante. Sì, Che prima dietro le quinte hai detto, sai che mi piace quella ragazza, ti ricordi? sì, mi ricordo. Flavia Stoica! Eccola Guardala qua. Eh. È tremenda. Eccola Flavia, vieni. Guarda, ce l'ha Gianni il microfono Ce per l'ho te, io, guarda. tieni cara, per te Buonasera. qualsiasi cosa. Allora Flavia, raccontaci come sta andando l'estate 2013 per te. Che occhi che ha sta ragazza, Strepitoso. guarda. Davvero? Strepitosa? Sì, Bene. perché io ho la mia casa discografica in Romania che si chiama Ovo Music, che appartiene di un bellissimo e amato cantante rumeno che si chiama Ovidiu Komornik e con lui abbiamo belli progetti in Romania. Sono Bene. contenta, sono felice per Sì. te, guarda. Ha un viso e 2 occhi dolcissimi questa ragazza, vero? Grazie. Lo so che tu non vedi l'ora di darle un bacio, tesoro, ma lo farei dopo. Posso? Sì, ecco. Cosa dobbiamo fare? Parlaci di questo brano che canterai. Allora, è una canzone d'amore, Mhm. è un cover che si chiama Unchained Melody, Bello. che la voglio dedicare a mia sorella perché la amo da morire. Bello, Ed è che simpaticissima, bello, perché che si chiama bello. tua sorella? Magda. 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 E a Bella. tutti voi. Grazie giustamente, mille. Grazie. Con tanto amore. Come si chiama il brano? Flavia Stoica con Unchained Melody. Unchained Melody. Vai. Grazie. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch alone, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Need your love. I need your love. God, speak your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling.
Grazie di cuore. È stato un grandissimo onore per me di essere qui con voi. Vedi, noi stiamo preparando la scenografia per dopo. Sei proprio brava, è una vocina proprio magica. È una sorpresa dietro una sorpresa, sì, è una sì. roba incredibile. Grazie a voi. Hai fatto un'esibizione bellissima, veramente. straordinaria, grazie. Un applauso a Flavia! Ciao, bellissima. E da una nuova promessa della musica leggera internazionale, perché mica siamo... lei non viene dall'Italia, passiamo a una conferma, che Una è... grande conferma. Questo CD Fortissimissimo. è un CD doppio con un contributo video, signori, di Franco Fasano. Dai. Franchino. Quando sentii L'amore che mi devi, capii che quel brano aveva una densità, oltre che emotiva, anche una profondità spirituale non comune, e forse più di altri pezzi aveva la sua maniera semplice e inusuale di trattare certi termini, tipica della maniera di scrivere di un vero poeta. Non voglio più correrti dietro, io voglio indietro l'amore che mi devi, tutte le lacrime e gli sbattimenti per salvare l'uomo che vedi. Moltiplicando l'inquietudine per il fattore solitudine, eccola qui davanti a te, la vita mia, facendo l'addizione a me di quanto atteso inutilmente per registrare un giorno sì che lotteria. Sono per te un soprammobile, il puro calcolo di una persona ignobile che si trascina con esperienza nell'insperabile speranza di rivederti comparire in questa stanza. Quindi, sommando l'ultima bugia, la prima volta, la nostra euforia, se ancora sto con te, è colpa mia. Moltiplicando l'abitudine per la tua nota improntitudine, è sempre qui davanti a me la vita mia. Sono per te un gioco facile, il caso tipico di un personaggio fragile che conta ancora sulla sua classica ma ormai patetica speranza di rivederti comparire in questa stanza. Quindi, pensando all'ultima bugia, la mia freddezza, la tua gelosia, se ancora sto con te, beh, è colpa mia. Sono per te un soprammobile, il puro calcolo di una persona ignobile, e mi trascino nell'impossibile, purtroppo inutile speranza di rivederti comparire in questa stanza. Quindi, sommando l'ultima bugia, la sua dolcezza, la mia fantasia, se ancora penso a te, beh, è colpa mia. Sommando l'ultima bugia, la mia franchezza, la tua ipocrisia, se ancora ho in mente te, beh. Non voglio più correrti dietro,
tienilo pure l'amore che mi devi, tutte le lacrime e gli sbattimenti che han fatto a pezzi l'uomo che vedi. Franco, bellissimo, veramente bello. Ricordiamo che questo è un concerto che tu hai tenuto per presentare il nuovo disco il 10 dicembre al Teatro San Babila di Milano. Guarda che come sono preparato. Questo ragazzo è il figlio di Bruno Lauzi. Ma posso dirvi una cosa? Sì. No, non puoi. Perché adesso è già qualche puntata che vengo a trovarvi. Sai che mi hanno telefonato anche alcuni dei musicisti, Cappellotto, davvero? che casualmente così hanno guardavano visto, col digitale. Esatto. Hanno goduto? Complimenti a tutta l'organizzazione, Grazie. ma non solo da parte mia, ma proprio un applauso, dai, un applauso ci vuole. dei protagonisti che si sono ritrovati. Certo. Come? Non lo sapevo. Vero, Beh, una ma poi bellissima mille avventura, una bellissima Devo dire avventura. anche che non ci sono tante trasmissioni che ti danno la possibilità di raccontare assolutamente anche no. il lavoro che c'è dietro, al di là del fatto che poi uno canta una canzone, quanto lavoro c'è dietro. Questo ragazzo che avete visto cantare con me questa canzone è il figlio di Bruno Lauzi, con il quale io ho scritto questa canzone in occasione del concerto del San Babila. È venuto a trovarmi, poi ci sono stati altri ospiti, però devo dire che Maurizio, a parte il fatto che è un grandissimo cantautore, è una voce particolare. E poi ha cantato questa canzone con un DNA assolutamente particolare. Ed è arrivato. Ma è incredibile, io ricordo che Bruno abitava non distante da dove abitavo io, nella zona di San Felice, nella periferia milanese, e mi ricordo che ero andato a cercarlo perché mi ero messo in testa di fargli cantare una canzone che avevo scritto, pensa, insieme a un autore con il quale avevo cominciato a scrivere le canzoni per lo Zecchino d'Oro, era metà anni 90, e questa canzone, che si chiama Fiore di campo di primavera, al Teatro San Babila l'abbiamo fatta, praticamente eravamo in 38 musicisti sul palco, tutti insieme, e nel disco questa canzone, che poi alla fine Bruno non ha mai inciso, gli piaceva, però aveva detto questo è un pezzo troppo forte, io ormai non faccio più dischi seguiti dalle case discografiche, però non era quello il mio intento. E allora, grazie a Rocchetta Tanaro, che è il paese dove Bruno spesso andava, abbiamo registrato i cori di questa canzone Fiore di campo di primavera praticamente a casa del medico condotto del paese, che è il dottor Prola, e abbiamo registrato questi cori e li abbiamo chiamati gli amici di Bruno. Bello. Anzi, forse c'è un pezzettino tratto dal recital del San Babila, dove c'è questa canzone, non so se ce l'abbiamo, forse ce l'abbiamo. Ho appena fatto i complimenti alla regia, per cui ce lo mandano, sicuramente ce lo mandano. Guardiamo. Ecco. Ma certe volte cos'è più bello di uno stornello di quell'indò che ci riporti 1000 anni indietro, magari in giro, che ne so, in 100.000, ma ognuno solo, col cuore in gola là in fondo al bus, a scompigliare con incoscienza qualche segreto, qualche virtù. Un fiore di campo di primavera, un tunnel nero davanti a noi, correva in fretta, sembrava un treno, non si voleva finisse mai. Tanto più là c'era comunque il sole, tanto l'estate era sempre là. Meglio sognare, meglio una promessa, giurarsi amore per l'eternità. Fiore di campo di primavera, nero, 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 non doveva finire più. Fiore di campo di primavera, nel tunnel nero, 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 illuminato da un altro. Ma certe volte cos'è più bello di uno stornello di quell'indò che ci riporti 1000 anni indietro, magari in gita, o che ne so, a quel che eri, a quel che ero, a quello che domani si vedrà, e sulla scia di quei misteri giocare a sogni
bella questa cosa, bellissima, Franco. Guarda, è stato un momento travolgente, straordinario. Sì, anche questa Fiore di Campo di Primavera Vabbè, è qui, fortissimissimo. Franco Fasano insieme a tutti i grandi successi da Mi manchi, Io amo, Regalami un sorriso. Pensa che questa canzone poi la volle incidere Franco Califano nell'album nel 2005, l'anno in cui io gliel'avevo mandata qualche anno prima, perché sai che c'era Fiorello che spesso lo imitava. Allora mi era venuto in mente di fare un duetto, Fiorello e lui con Fiore di Campo, era la sua risposta. Poi alla fine la cosa non andò in porto, ma Franco mi chiamò dopo 3-4 anni e mi dice: ho ritrovato il testo sulla scrivania, me la sono cantata tutta. E l'ha voluta incidere, addirittura voleva portare a Sanremo, solo che aveva in quel caso un pezzo straordinario del Tiro Mancino, Non esclude il ritorno. E quindi però per me è stato un onore che l'abbia messa in questo album. E così poi, tornando a Bruno Lausi, ho avuto il piacere, tramite un altro arrangiatore che è Salvatore Mufale, prima, ma ancora prima Dino Morabito, di conoscere il maestro Pippo Caruso, che mi ha voluto, quando gli ho raccontato questa storia, io sono andato a chiederlo, ma lui praticamente sapeva già tutto, non del progetto, ma del fatto che io ero amico di Bruno, e quando abbiamo realizzato il disco c'è un backstage, proprio un attimino, dove lui racconta perché ha voluto mettere questa coperta d'archi in un brano che poi qualche anno dopo ha cantato Mina. Ecco, certe cose si fanno. Sì. Non so se c'è Pippo Caruso, ma forse... Noi abbiamo parlato spesso di Franco Fasano, perché... non sai se c'è... Eccolo lì, guardalo. Eccolo Pippo. Degli spunti e delle idee particolari, fra l'altro dimostrano tantissimi suoi successi, non so quanti pezzi ha scritto per bambini, siamo stati forse anche rivali in questa cosa, perché so che ha scritto tantissimi pezzi per lo Zecchino d'Oro, eccetera. Ecco, questo è un altro momento, e qui vediamo proprio mentre stavamo registrando gli archi di questa canzone che poi ha cantato Mina. E ricordo che quando avevo chiamato Massimiliano Pani, il figlio di Mina, che mi aveva confermato che Mina aveva deciso di praticamente riaprire l'album, mettere questo pezzo all'ultimo momento, allora gli ho detto: posso dirglielo a Bruno? Sì. Allora sono andato a casa di Bruno, gliel'ho passato e lui non se l'aspettava. Alla fine, quando ha chiuso il telefono, mi ha guardato e mi ha detto: io e te siamo amici. Dai, che bella questa cosa. Ed è una canzone alla quale io sono molto affezionato e che adesso vi faccio ascoltare. Dai Franco, faccela ascoltare. ti sei emozionato? Certe cose si fanno. Ti vedo, Franco. Franco Fasano, Faccela mille voci. ascoltare. E noi ti togliamo le sedie. Grazie. Quanto è bello lei. Non è male questo. Non è male. Me la prendo e me la porto. Certe cose si fanno quando non puoi dormire, quando viene la luna e ti chiede di uscire, senza alzarti dal letto, scavalchi il davanzale e voli senza ali e non ti puoi far male. Il paese che dorme non ti vedrà passare, ma lui non sta dormendo, ti sentirà arrivare. E sei dentro il suo letto e gli pesi sul cuore e lo chiami per nome e gli gridi l'amore, lo cavalchi ridendo, sembri un'onda di mare e lo lasci sfinito che incomincia a alveggiare.
sei di nuovo nel letto, solo appena affannata. Il tuo uomo si alza, esce presto al mattino, non si è accorto di nulla, pur dormendo vicino. Ti verrebbe da dirlo, lo vorresti gridare, ma si sa certe cose non le puoi raccontare. Certe cose si fanno quando non puoi dormire, quando viene la luna che ti chiede di uscire. Certe cose si fanno. Quando viene la luna e ti chiede di uscire. E voli senza ali e non ti puoi far male. Magico, grande Franco, magico. Ringrazio anche la mia amica Silvia Mezzanotte che mi ha regalato questo cameo, anche perché il senso di questo lavoro di Fortissimissimo è stato appunto quello di radunare un po' tutti gli artisti e i musicisti che ho incontrato nella mia vita. E io con Silvia nel lontano 90 avevo fatto... Era qui No, ancora no. Era nelle nuove proposte a un Sanremo, al primo Sanremo di quando tornò l'orchestra, quello organizzato da Ragazzini, eravamo lì nel Palafiori il primo anno, sì. E Silvia cantava nei giovani e io quell'anno arrivai secondo dietro Masini. Lei arrivò quarta e poi siamo andati 3 anni insieme a fare la tournée e quindi quando gli ho raccontato di questa mia idea, insomma, di raggruppare tutti i musicisti, per gentile concessione di Piero Cassano, che insomma non è poco, non è il poco. capo dei Mattia Bazzani. Beh, nel tuo prossimo progetto magari chiama l'accento perché Stefania sì. 100% lei è 100% Stefania. Ma noi è tanto che ci conosciamo con Franco pensa allora, visto che è tanto io eri un pupo. Lui mi fece un provino che ancora c'ho, la prima tua canzone, ti ricordi Alibi? Alibi, certo. Come faceva? Adesso ti metto alla prova. Io me la ricordo. Dai Franco, dai. Di Franco Fasano. Alibi. Davvero? Sì. Va bene, dai, allora ci porti in tournée con te, Franco. Franco Fasano a 1000 voci. Ciao Franco, ciao. Alla prossima puntata. Adesso il nostro partner, il nostro Gianni Nazzaro. Adesso siamo noi a dare il microfono a te, Scabello e Asta. Te lo porto io. Arriviamo subito con tutto qua. Raccontaci di questo brano, sempre del repertorio di tuo fratello Maurizio. Sì, scritto da mio fratello. Questi sono quei brani che fanno parte di un sogno, in un cassetto, il mio in questo caso, il mio cassetto. Io ho sempre sognato di interpretare le canzoni scritte da Maurizio.
chissà se un giorno o l'altro questo sogno dovesse diventare realtà. Intanto beccatevi. Intanto è già una realtà a mille voci. Certo. Con Ti senti sola, Gianni Nazzaro. Se ti senti un poco strana e ti ritrovi dove tira forte il vento, ti si gonfia la sottana fino ad arrivarti quasi sotto al mento, si trasforma in una vela e ti fa sempre più leggera, poi diventi come il fumo e da quel vento ti fai trasportare. Ma tra le nuvole non c'è nessuno che ti possa consolare. Ti senti sola, basterebbe solo un suo sorriso, torneresti al mondo all'improvviso, ma un sogno non è che un salto da farsi solo quando è sera e poi ricadi ancora giù dall'alto. Giorno c'era. Se ti senti un poco strano e i tuoi colori sono un po' sbiaditi, puoi mangiarti un po' di fiori ricalcandoti con una serie intera di matite, puoi tuffarti in un fumetto dove lui ti aspetta a letto, puoi la luce cancellare e nel buio ciò che insegni lo puoi avere. Ma lì non senti più quel suo profumo e il tuo fumetto se ne torna il fumo. Ti senti sola, ti senti sola, basterebbe solo un suo sorriso, torneresti al mondo all'improvviso. Ti senti sola, ti senti sola, quell'amore che ora ti ha deluso tornerebbe a illuminarti il viso, ma un sogno non è che un salto da farsi solo quando è sera e poi ricadi ancora giù dall'alto e non c'è più che un giorno c'era. Bravo tuo fratello. Allora, ti dico, è una veste che ti si addice alla grande questa. Sì, mi piace moltissimo. Ma eravamo tutti così. Anche Riccardo Antonelli ti guardava nel monitor e dice: ma è pazzesco. Vai, bravo. Andiamo avanti. Vero? Ma questa canzone è inserita in qualche tuo CD? È un sogno che sta è un sogno realizzando. nel cassetto, un domani poi si vedrà. Un domani molto, Domani è un molto altro prossimo. giorno, si vedrà. Nicoletta Perini. Nicoletta, la nostra Nicoletta. La bionda ricciolina di mille voci. La donna riccia non ha voglio, no, perché da ogni riccio ti cacciano un capriccio. La donna riccia non ha voglio, no. Ti
dà ragione anche mio marito, sai? Ah, sì? Ogni Ma riccio dov'è un tuo capriccio. marito? Dov'è Franco? C'è dietro le quinte. Dietro le quinte Però c'è potrebbe comunque. farsi vedere Franco, no? Franco, dove sei? Franco, vieni qui davanti alle telecamere. Franco? Perché far correre Franco è difficile. Perché dici? Sì. No, se non arriva entro 3 secondi. Eccolo che arriva. Eccolo. Aspetta, Franco, Guarda che dietro Poli. Vieni, Franco, vieni. Il bello che nella scorsa puntata c'era, non l'abbiamo presentato. Adesso in che questa non è- puntata l'ho presentato, non c'era. Non è male, non è È male. vero, no? È così. Allora racconta un po' la vostra storia. Voi avete una band, un'orchestra che fate musica da ballo. Musica da ballo e quindi ci siamo conosciuti così alla Sì, fine sì. e dai, si va avanti. È nato l'amore, bene. Cosa volete? Intanto sono emozionato perché qua mi trovo in mezzo ai big della musica è una quindi famiglia, No, guarda, la verità, non lo sto dicendo perché a livello siamo tutti qui uguali. siamo amici. Sì, Questa no, è la ci bellezza, vogliamo bene, ci esatto, è la vogliamo bellezza bene. di Mille Voci. Ascolta, io Che so ci che canta la donna Riccia adesso? la cosa importante da dire, perché bisogna sempre nominare per una questione di rispetto professionale gli autori e i produttori degli artisti. Sì. Vai, Franco, fai Lo dici tu o lo dici? no, meglio che facciamo parlare lei. vai allora, dai. È un esame perché lui con i nomi proprio. Io ringrazio davvero, ma davvero di cuore Bertolivo perché ha scritto questa bellissima canzone, parole e musica, e quando me l'ha fatta sentire io mi sono innamorata subito, non perché era dedicata al Papa, che comunque è un personaggio, il Papa Wojtyla è stato un personaggio grande. Anzi, facciamo così, la dedichiamo anche al Papa nuovo, visto che Sì, a Francesco. che mi piace tanto Francesco. questo Papa, mi Quanto? piace, Lo piace a amano tutti, lo amano tutti, lo per amano cui la tutti. dedichiamo anche a lui. Grande A me è Francesco. piaciuta subito e ho voluto proprio farla e spero che insomma piaccia anche al pubblico, ecco, noi la Sicuramente. presentiamo e spero che piaccia. Il titolo canzone. Mai. Il titolo è proprio una frase di speranza perché mai dire mai. Esatto. Mai dire mai. Questo è l'accento che dai, Sì, allora. Mai, mai dire dire mai. Canta Nicoletta Perini. Grazie. Fu lui così sensibile e diverso ad insegnarci a non tornare indietro. Voi giovani, voi siete l'universo, la mia voce. Domani ognuno andrà per la sua strada, conoscerà il lavoro e la fatica, raccoglierà i suoi frutti dalla vita, seminando tanto amore, aiutando chi tra voi non ce la fa. Spesso è sufficiente una parola, un gesto, una carezza data mai, un segno di pace e di umiltà, per dare una speranza pure a chi non ce l'ha. A volte basta tendere una mano, gettare via l'orgoglio che c'è in te, amare la gente, fare finta di niente se talvolta qualcuno sembra davvero diverso da te. Mai dire mai. Sembra di sentire la sua voce. La messa è terminata, andate in pace. Ciascuno faccia sempre del suo meglio ed abbiate sempre fede. Aiutatevi che Dio vi aiuterà. Spesso è sufficiente una parola, un gesto, una carezza data mai, un segno di pace e di umiltà, per dare una speranza
Grazie. Grazie. Brava. Viva l'amore, pace e bene a tutti. Ciao. A Scaletta. A Scaletta, tu sai chi c'è adesso? No. Il Reuccio. Eccolo qua. Riccardo Antonelli. Vai Riccardo Antonelli, passa da dietro. Ciao Riccardo. Il mese 2 Gianni. Come va ragazzi? Noi è tanto tempo che ci conosciamo, ci siamo Beh, incontrati sì. a Mille Voci e ci ritroviamo sempre. Sì, nel 2000... vabbè, Vabbè, sì. dai, sono Sì, passati no, qualche beh, anno. qualche anno, ci ritroviamo, mi fa molto piacere. E niente, Mille Voci, sempre comunque viva Mille Voci. Evviva Ciao Gianni. Gianni Turco, evviva Mille Voci, evviva! Dunque, Allora, la canzone è un brano, un grande successo internazionale sudamericano, Messico, dove il nostro, sempre per omaggiare Claudio Villa, il nostro Reuccio ne ha fatto un suo successo poi personale, in italiano, sulla sua base originale, Messico. Fantastico, aspetta. Visto che c'è stata questa presentazione così, Sì. a me mi ha comunicato una cosa che la posso dire, Sì. c'era in una chiesa in Messico, In Messico. la dico perché è legata, in una chiesa in Messico, tu immaginate questa grande chiesa, la gente a destra e a sinistra seduta, il corridoio verso l'altare al Certo. centro e un signore con il sombrero, giustamente. In Messico Senti in hanno mezzo. il Che sombrero. attraversava questo corridoio lentamente con il suo poncio verso l'altare, col poncio, con le cose, con passo sicuro andava e la gente ai lati faceva Signor, è il sombrero. No, in chiesa. E lui imperterrito andava avanti verso l'altare e questi Signor, è il sombrero. Niente, arriva all'altare, lui si gira, toglie il cappello e dice a gentile richiesta le canterò è il sombrero. È tutto qua. Mo cantaci. Mo canta, sì, certo. Messico! Riccardo Messico, fra le amapolle in fiori troverò l'amor che mi baciò. Messico, con lei io resterò.
mesi con mesi. Con lei io resterò. Grazie. Grande! Reuccio della canzone italiana. Bravissimo, grazie. Di Mille Voci. Allora, adesso è una canzone importante questa, Gianni, perché cioè, l'originale si chiama Yours, la canzone. Yours. Gianni Belfiore fece il testo in italiano per Julio Iglesias. Quando tu dici Gianni Belfiore dici se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Beh, no, quello era Luciano Rossi. Quello era Luciano Rossi. Belfiore è quello che fece le altre canzoni per sì, che è una importante, La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. Sì, vabbè. Allora, in questa versione italiana, oggi qui abbiamo Stefania Cento. Stefania Cento! Dimmelo chiaro se è un addio o se stai solo provando me. Dimmelo chiaro se il torto è mio, questo silenzio non è da te. Quando si ama davvero, scordi persino chi sei. Senti il tuo corpo leggero e pensi uguale a lui. Quando si ama davvero, scordi persino chi sei. Voli al settimo cielo e parli solo di lui, e parli solo di lui. Yours and the gray of the summer. Via, ora far distant shores. I never loved anyone the way I love you. How could I, when I was longing to be just yours? Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible mi cielo, dance brazos vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible mi cielo, dance brazos vivir, dance brazos Anche se
ti sei distratta un attimo, presa dalla tua cosa interpretativa, ti sei tirata su sta gonna che a un certo punto mi sembrava. Vabbè, ma sarà una gamba, no. Quando si ama davvero. Arriva Franco Rizzo! Rizzo, il simpaticone nostro! Ma bellissimo! Ma sei stupenda! Ma che carini che siete, dai, dai! Che vuoi fare? Poi mi piace questo abbinamento, adesso seguo io con un altro ritmo che è bellissimo. Dai. Ah sì? Sì. E cioè? Allora, per la gioia del nostro regista Gianni Turco, che lo salutiamo calorosamente. Ma lui si diverte su regia, Sì. perché vede tutte le nostre pazzie. Mi ha detto, oh ma fai sta canzone? Oh, ma fai! Ho detto sì, la faccio. Poi per la gioia di Alan Sorrenti, che mi ha incitato a rincidere questo brano. Sì. Tu conosci bene Alan? Sì, mi sono divertito tantissimo. E qual è sto Faccia brano? divertirti anche a noi, Allora, guardo lei di nuovo, scusa. Sì, guarda lei. Tu sei l'unica donna per me. E tu sei l'unico uomo per me. Oddio! Grazie! Franco Rizzo! Grazie. Non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via. Tu sei l'unica donna per me. Quando il sole del mattino ci sveglia, tu non vuoi lasciarmi andare via. Il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. È triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Quando il sole del mattino ci sveglia, tu non vuoi lasciarmi andare via. Il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. È triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Sei proprio tu, l'unica donna per me. Il resto non conta se io sono con te. Non voglio andar via, se ti perdo non ho più nessuna ragione per vivere. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Ma se tu sei l'unica donna per me. Tu sei, ma se tu sei l'unica donna per me. improvvisate. State qui perché abbiamo un remix. Allora, presentazione seria.
Dopo Franco rimani qua perché tanto è una Devi cosa. ballare con noi. Puoi ballare con noi. Allora, presentazione questo serve a Francisca, in arte Francisca, perché vi presenterà la versione in francese di un brano di successo di Gianni Drudi. Parlasi di Fichi Fichi. Fichi Fichi. Il video l'abbiamo o lo mettiamo alla prossima Lo settimana? mettiamo alla prossima. La Sì. prossima puntata. Sì. Allora, quanti anni ha compiuto Fichi Fichi Gianni? Quest'anno 21 anni. 21 anni dalla versione originale di Gianni Drudi, nella nuova versione di Francisca, Fichi Fichi in francese. Grazie. Chiamiamo anche la ragazza a ballare. Vieni Flavia, poi... No, come Venite, no? venite. Venite, che vi divertite. Su. Lorenza. Lorenza. Vieni. Andiamo. Ma soltanto Franco come maschietto? Gianni. Non sai ballare il... No? Dai. Grazie. Pronti? Ma guarda che anche Umberto ti divertiresti molto. Dai. Umberto Napolitano. Riccardo. Vieni Lillo, dai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Siamo pronti? Vai. Fichi Fichi, Francisca. Dans le sable qui brûle, sous le soleil qui bronze, j'étais foudroyée par un gars comme toi. Hey, tu veux faire piqui piqui avec moi? Faisons piqui piqui ensemble. Die, die. Hey, tu veux faire piqui piqui avec moi? Faisons piqui piqui ensemble. T'as tout mouillé dans cet été de feu. Tu sors de l'eau, tu t'excitais. C'est l'arbre au chocolat. Et tu veux faire piqui piqui avec moi? Faisons piqui piqui ensemble. Die, die. Et tu veux faire piqui piqui avec moi? Faisons piqui piqui ensemble. L'envie qui monte, la pensée de lécher, de manger dégusté, une de manga saucée, détache-la. Et tu veux faire piqui piqui avec moi? Faisons piqui piqui ensemble. Die, die. Et tu veux faire piqui piqui avec moi? Faisons piqui piqui ensemble. Tu l'as dans la bouche, cette envie qui jaillit, lentement elle descend et devient plus grande. Et tu veux faire piqui piqui avec moi? Faisons piqui piqui ensemble. Die, die. Et tu veux faire piqui piqui avec moi? Faisons piqui piqui ensemble. Moi et toi. Piqui piqui, piqui piqui piqui. 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 La Francisca. Grazie. Scatenata. Brava, grazie, Bravi te. ragazzi. Che cuore. Ma guarda che corpo di ballo avevi. Lo Puoi sapevo. sfinare, Grazie Umberto. Grazie a te. Te l'avevo detto. Io non posso dire quello che Umberto Napolitano, applauso,
Mi ha detto durante l'esibizione di Francisca, se lo vuoi tenere tu, a tuo... mi avete chiamato, cercavo di fare fichi. Con chi? Ecco. Con la Flavia dici? Ti posso capire. Però sai, non è magari il luogo, il momento. Sei un po' rocchettaro, Umberto, ti vedo proprio... Allora, Che io succede? scherzo. Come non scherzo? Scherzo, scherzo. però so anche essere serio. È un momento importante. L'anno scorso io ho presentato un brano nuovo, Sì? il mio rientro, il mio ritorno. Quest'anno ne ho presentato un altro, ora li voglio presentare insieme. L'anno prossimo porterò i 33 giri, il CD, Certo. l'album. Cioè, chiamiamolo album. dai. Ebbene, questa sera io voglio dare il via ufficiale al mio rientro nel mondo musicale. E noi, guarda, ti facciamo un applauso per questo. E adesso cerco di riprendere il mio aplomb e per un grande messaggio da dare a tutti, ai noi un po' maturi, tu bella donna giovane, ai ragazzini. Siamo in un momento che dobbiamo riprendere a volare con le nostre ali. Hai ragione. Cercano di distruggerci, ma noi siamo più forti. Bravo! Bravo Umberto, cosa ci fai ascoltare? Dai, presenta i tuoi brani, hai primo- bisogno di qualcosa, uno Niente. sgabello, niente. Di tutta la mia forza. Volerò. Volerò, Umberto Napolitano. Naina, 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 na. Naina, 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 na. Volerò su nel cielo dove il mondo scompare per poterti così solo immaginare. Scenderò di nascosto fra gli abissi più neri per sentirmi di nuovo come quando non c'eri. Volerò, capirò la differenza fra chi ama e un'anima senza. Cercherò le parole dove il vento ha soffiato per rimetterle insieme e cucirne un vestito. Ma la gente si muove con il gelo in fondo al cuore. Se non apre l'armadio non potrà mai decollare. Volerò, canterò la differenza fra chi ama e un'anima senza. Volerò, canterò la differenza fra chi ama e un'anima senza. Naina, 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 na. Naina, 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 na. Tu che guidi il mondo, il mio paese, il mio contorno, tu fratello, tu figlio di un'isola e di un giorno. Eravamo in tanti con la gioia dentro al cuore, volevamo cambiare con l'impegno e con l'amore. Io mi sono fermato, io mi sono guardato dentro
nel cielo dove il mondo scompare, per poterti così solo immaginare. Se tu non mi regali questa canzone, io ti uccido o ti faccio uccidere da qualcuno. È troppo bella sta canzone, Madonna ragazzi. Grazie. Che meraviglia Umberto, che meraviglia. Mi tieni un attimo il microfono, Certo. vado là un secondo. Certo. Dove vai? Gli stanno cadendo i pantaloni. Difatti ci cercava prima Umberto, ci cercava una cinta in camerino e Gianni Trudi e io cercavamo di dargliene una, solo che questo c'ha una panza che non finisce mai e noi siamo magri. Oh, quando arriverò col disco nuovo, sì. Io sono impegnato in questo momento col progetto Sadi per Compare Italiano, che ho fatto, dove porto in giro tutto ciò che è primizia italiana, quindi alimentari, fashion, cantanti, artisti, made in Italy. Certo. E mangio perché sto sempre in giro, ma quando arrivo l'anno prossimo sarò 8 kg meno, fico, e canterò fichi meglio. Senti, no. Posso dire una cosa? Di. Io canto cose serie, ma mi prendo sempre poco sul serio, perché questo è il giusto equilibrio nella vita. Bravo. Trovato questo, Bravo. e allora io adesso vi presento il nuovo singolo del CD che uscirà. Che bello. Che si chiama E non permettere più. E proprio a questi giovani che noi diamo tutto e togliamo tutto, li droghiamo, li mandiamo a morire sulle strade, gli chiudiamo le porte. Signore, non permetterlo più. Bravo. C'è qualcosa che non quadra, c'è una strana situazione, tra drogati alcolizzati, più bastardi che imbranati, troppe lacrime versate sulle spalle di un amico, nei silenzi di un asfalto che un ragazzo seghiottito. È una corsa disperata, siamo freddi e distaccati, ma che stronza questa vita che ci scappa tra le dita. C'è bisogno di una svolta, di qualcuno che ci ascolta, di qualcosa che ci avverta che una porta è ancora aperta. Signore, ti prego, ascoltaci almeno tu e non permettere più che tanti giorni a primavera non arrivino fino a sera. Signore, ti prego, puoi farlo soltanto tu e non permettere più che il cibo sia l'indifferenza e sono un'anima senza essenza, non permetterlo più. Oh no, non permetterlo più. Su ragazzi, adesso che si fa? Questo è il dramma di una certa età, una cucchia ed una sigaretta, ed il tempo passa un po' più in fretta. Io una mezza idea ce l'avrei, una corsa sulla 106, ma io non c'è un forte mal di testa. Che cosa ti hanno dato a quella festa? C'è qualcuno che ci marcia in questa strana situazione, c'è bisogno di una sosta e di un'attenta riflessione, troppe lacrime versate sulle spalle di un amico, ma il ragazzo che è volato qualcun altro l'ha aiutato. È una corsa disperata, siamo soli e circondati, ma che stronza questa vita che ci scappa fra le dita. Siamo stanchi di stranezze, c'è bisogno di certezze, mai nessuno che ci avverta di una porta ancora aperta.
sera. Signore, ti prego, puoi farlo soltanto tu e non permettere più che il cibo sia l'indifferenza e sono un'anima senza essenza. Non permettere più, oh no, e non permettere più, oh no, non permettere più. Ragazzi, chiamate l'ambulanza. Allora, Grande. Bravo. questo signore qua Sei un grande. è un artista. E ha fatto molto male ad assentarsi Ma in un dove cavolo sei periodo. stato? Molto male hai fatto. Sono stato in incubatrice. Grande, grande. Adesso, Alberto, grande. devi recuperare il tempo che Grande. sei stato fuori. Gianni, io non ti ho mai ringraziato pubblicamente. Mi hai fatto ritornare voglia di cantare. Grazie. Bello, che vai! bello. Grande. Sei grande, Umberto Napolitano. Sei grande. Grande artista, grande. Grande. Mamma mia, che fisicità, Mamma mia, che meraviglia, che entusiasmo. Io, che Lori, vita. io ti voglio bene come una sorella, ma non vorrei cantare dopo un momento del genere, per cui parliamo un po'. Lorenzo Bettarelli. Hai ragione, hai ragione. Ma non per altro, No, ma io devo dire una cosa però, Grande. che voi non sapete, perché io tanti anni fa, non tanti, diciamo, un po' di anni fa, io ho ritrovato qui Umberto Napolitano, io andavo a fare le serate con lui. beh, E allora sono sei passati rodata, tantissimi, dai. no, sono passati tanti anni e mi ha fatto un gran piacere di ritrovarlo È qui vero. e allora faceva tantissime serate ed era un mito. Adesso lo ritrovo proprio un grande. Un grande. La maturità, Umberto È un grande. Umberto è un grande. Veramente. Adesso sono ospiti tuoi. Sono ospiti ospiti tuoi. Ma noi proprio, tanto lo sappiamo, tu hai un talento meraviglioso. E Poi la sai che- canzone che canti l'ho letta in scaletta e sono anche Quello che le donne non dicono. difatti. Grande Lorenzo Grazie, Bettarelli. grazie. Ti passo davanti, dai. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. In fretta vanno via delle giornate senza fine
silenzi che familiarità e lasciano la scia quelle frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui nelle sere tempestose. Portaci delle rose, nuove cose ti diremo ancora un altro sì. È difficile spiegare certe giornate a mare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. La magia della voce di Lorenza Grazie. Bettarelli. Grazie mille. Grazie a te, Lorenza. Grazie Lorenzo. Adesso Dado. Dimmi, caro. Perché noi qui ci chiamiamo tutti Dado, amore. Sì. È vero? Peccato che domani finisce. No. Che peccato. Ma non finisce, Vabbè. ma lo sai che non finisce mai. Non Mille voci, è finisce mai. un'avventura interminabile. Non finisce mai, sì. Allora, è il momento di un ragazzo prodotto dal nostro Gianni Drudi, con il quale collabora dei diversi progetti discografici. Lui è un grande amante e in Italia ha la cover band. Queste cover band imperversano in Italia, lo sai, no? Ma lui è originale perché lui ha la cover band di Rino Gaetano. E a tal proposito vi presenterà un brano appunto di successo di Rino Gaetano. Voi che siete del mestiere, conoscete? fatemi il nome di uno dei... Bravo, No, tesoro. ma veramente. Hai indovinato subito. Hanno indovinato subito. Hai indovinato Anche subito. perché Lillo Puccio è l'artista, è presente in questa nuova compilation che sta andando alla grande in queste Cocomero, un cocomero e panna. Una pallina scendoli. Compilation, esatto, la compilation ovviamente prodotto dalla Baracca Edizioni, che sarebbe Gianni Drudi, e siamo in tanti artisti. Uno di queste volte devi inserirci anche tu, Ci sto un anch'io qua dentro. ma dacci un brano, no? vabbè, no, devi ve lo venire do. a Rimini, Aspetta un a attimo, Rimini a sì, incidere. va bene. E qui ci siamo in tanti artisti, io, Omar Lambertini, ovviamente Gianni Drudi, Lillo Puccio, e questa sera Lillo Puccio sarà presentato, accompagnato alla chitarra da Gianni Drudi. Da Gianni. Venite ragazzi, Venite, scendete ragazzi. dal parterre. Scendete dal parterre. Lillo Puccio e Gianni Drudi con la mitica Guarda. Stanno pure scenograficamente. scenograficamente perfetto. Ha due Come stai, occhi caro? color mare. Ci vuole l'asta per Lillo, l'asta. Ce l'ho io. Prendo il microfono per Lillo Eccola qua, l'asta con i piedi ammosciati. e ci farete sognare con questa meravigliosa Gianna. Lillo Puccio con l'accompagnamento di Gianni Drudi. Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perde
per fare l'amore. Ma la notte la festa è finita e viva la vita, la gente si sveste, comincia un mondo diverso, ma fatto di sesso, e chi vivrà vedrà. Gianna non cercava il suo big malione. Gianna difendeva il suo salario dall'inflazione. Gianna non credeva a canzoni UFO. Gianna aveva un fiuto eccezionale per il tartufo. Ma la notte la festa è finita e viva la vita, la gente si sveste, comincia un mondo diverso, ma fatto di sesso, e chi vivrà vedrà. Ma dove vai? Vieni qua. Ma che fai? Dove vai? Con chi ce l'hai? Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l'hai? Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai? Con chi ce l'hai? Butta là, butta qua, chi la prende, chi la dà? Dove sei? Dove stai? Fatti sempre fatti tuoi, di chi sei? Ma che vuoi? Il dottore non c'è mai, prendi e vai, tu non prendi se non dai. Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l'hai? Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai? Con chi ce l'hai? Lillo Puccio! Grande Lillo! Bravo! Tutte le donne della puntata qua con voi. Bravo. Grazie a tutti. Grazie a te Lillo. È stato bello ritrovarti. Per me è un piacere enorme stare con tutti voi. Tra un po' facciamo Bene, il gran finale bene. insieme, ma prima di finire, No. quanto è bello lei! Quanto è bello lui! Quanto è bello lui! Perché me la fate cantare ancora una volta? Perché? Non fare queste cose, Perché non si abbiamo rinnegano avuto- mai i Lo faccio successi. molto volentieri, lo faccio molto volentieri. Tanti messaggi. Vogliono sentire Vogliono il tuo grande sentire, successo guarda, mondiale. In redazione, Benissimo, a 1000 voci, perfetto. email, fax, Lo farò, telefonate. lo farò. Tu non puoi deludere i Lo tuoi farò, fan, lo farò, ok. lo farò, lo farò. Canta assolutamente questa canzone. Assolutamente sì. Quanto è bella lei, Gianni Nazzaro. Ti prego non mi dire che lei non è per me, non darmi un dispiacere adesso che io l'amo. Tu non la conosci, ma quando la vedrai sarà un'altra cosa e allora capirai quanto è bella lei. Tu mamma non lo sai, quando guardo lei io vedo gli occhi tuoi. Mi perdonerai se un giorno me ne andrò, bracci senza fine, fiori bianchi, questa è lei, ha negli occhi il mare e non lo sa, e chi mi fa morire e mi perdona è sempre lei. Tu la vedrai e capirai quanto è bella lei. Tu mamma non lo sai, Ernesto.
perdonerai se un giorno me ne andrò e proprio senza finire fiori bianchi, questa è lei, ha negli occhi il male e non lo sa, chi mi fa morire e mi perdona è sempre lei, tu la vedrai e capirai. Non poteva. Poi Non adesso puoi. proprio tu hai capito? Sì. Ah, Bene, detto questo. detto questo è il momento del nostro maestro Alberto Calì. Sì, No, sì, quante sì. ore ho? Quante ore ho? Un minuto e mezzo. perché c'è la sigla. Attacco subito. Attacco subito una mia canzone proprio inedita, proprio tutta. L'ho scritta così, subito. Titolo In questa notte di venerdì. di venerdì. No, ok. Ma non è vero. In questa notte di mancanza ed eccessi mi basta solo ritrovare i tuoi gesti nei file corrotti di frammenti di vita, ripristinando una remota memoria. In questa notte di silenzi assordanti che il cuore prova a misurarne i confini per ricucire con un filo di voce vecchi ricordi che non trovano pace. Vorrei che almeno fossi tu accanto ai passi miei. Vorrei che adesso fossi qui dentro gli occhi miei. In questa notte da guerriero di strada a resettare ogni speranza di uscita, e non mi perdo in un patetico abbraccio che anche pagando non ti bacia la bocca. In questa notte di coraggio e paura che perdo i pezzi e non rimonto la storia, se si potesse barattando la vita vederti ancora ed incontrarti per strada. Vorrei che adesso fossi tu accanto ai passi miei. Vorrei che adesso resti tu in tutti i miei vorrei. Alzati in piedi. Bravo. Andiamo al centro? Andiamo Sì, al centro. bravo Alberto. Andiamo al Ragazzi, centro. venite che facciamo la chiusura. sigla, facciamo la sigla. E così Sigla, termina sigla. questa puntata di Mille Voci, ma non vi preoccupate perché torneremo prestissimo, vero Gianni? È Vero una Gianni? minaccia? Torneremo alla È una prossima promessa. puntata, sempre qua. Al Satiricon di Aprilia. Salutiamo tutto lo staff di Mille Voci, dal regista Gianni Turco. Applauso. Tutti gli Gianni ospiti, e i tutti gli cantanti. ospiti. E andiamo con la Sigla! Perché sento dentro il cuore mille voci. Io canto perché sono innamorato, tu mi piaci. Io canto fin da quando ero bambino e questa sera statemi vicino. Oh, 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 oh. Mille voci, oh, 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 mille voci, sento i brividi addosso, tu hai una voce che spacca di più.
respiro vicino, mi prende il pensiero più vero. Sento un grande calore, se tu canti proprio l'amore. Su, più brillante dell'oro ci vuole quel